Il Veneto batte Roma sulla sanità e l'ha fatto oggi davanti ai giudici della massima corte, che ha dato ragione alla tesi di Venezia su un tema delicatissimo come la gestione delle ULSS venete. Il governo aveva fatto una legge nella quale diceva che i dirigenti della sanità del Veneto dovevano sostanzialmente essere scelti dai romani. La verità è che la Corte Costituzionale, il massimo tribunale, ha dato ragione a noi, quindi ho avuto ragione io che in solitario ho portato avanti questa battaglia. Per i cittadini cambia che continueranno ad avere un Presidente della Regione che se qualcosa non funziona si arrabbiano col Presidente della Regione. Il disegno della legge invece qual era? Che il Presidente della Regione stava a prendere le parole e i dirigenti sceglievano gli uffici di Roma. Una battaglia in solitaria con un Veneto che ha agito mentre le altre regioni sono rimaste a guardare. Ma noi quando dobbiamo difendere i Veneti li difendiamo, anche perché è inutile parlare di Veneto autonomo, di referendum per l'autonomia del Veneto e poi quando fanno queste leggi che non sono assolutamente accettate e soprattutto costituzionali e sono incostituzionali, poi non si difendono i Veneti. Noi i Veneti li difendiamo su tutta la linea. Un segnale fortissimo per il Veneto in linea con la richiesta di una maggiore autonomia che verrà sancita da un referendum apposito. Noi lo celebreremo sicuramente nella prima parte del 2017, come previsto, secondo le procedure previste, non c'è nessun ritardo perché è tutto in linea.